È una bellissima corsa che si rinnova ogni anno a Jesolo in vista del Natale, pieno di gente, una bella giornata, divertimento assicurato. Forse il Babbo Natale più giovane di sempre. Mia figlia, 3 anni. Una giornata per divertirsi? Sì, certo, con le giostre, caramelle, palloncini. È bello, è bello. Veniamo sempre, ogni anno. Verrete quindi anche le prossime? Certamente! Più bella di più, non so cos'è, non ho parole insomma. Contenti anche voi di correre? Sì, moltissimo. Un'onda rossa di Babbi Natale ha invaso questo pomeriggio Piazza Mazzini a Jesolo per l'atteso appuntamento della Run Christmas, che ritorna per la gioia di grandi e piccini, una distanza a scelta tra i 2 e i 5 km da percorrere camminando o correndo, ma tutti rigorosamente vestiti da Babbo Natale. Run Christmas nasce parecchi anni fa ed è la volontà dell'amministrazione comunale e della nostra associazione Run Jesolo di portare nella nostra città una festa nel periodo natalizio, soprattutto per i bambini. Babbo Natale più giovane e il più anziano che avrà preso il via oggi? Beh, i più giovani ce n'erano, ne hai visti tantissimi, ce n'erano di 4-5 anni, ma forse anche di più piccoli anziani, e qualcuno lo conosco perché ci ho corso assieme, c'era un signore intorno agli 85 anni, quello sono sicuro. Coloriamo le vie della città nella zona più centrale, quindi dove c'è il mercatino, grazie a Run Jesolo, questa associazione del territorio, coloriamo di rosso con tanti Babbi Natale, grandi, piccoli, il Natale della nostra città. Tante persone, tanti ragazzi, scopo anche benefico. Beh, assolutamente, noi lo facciamo oltre che per portare allegria, per lo scopo benefico, quindi la LILT, l'associazione del territorio che aiuta e supporta anche i servizi sociali del comune, a cui verrà destinata la raccolta benefica di oggi. Si riproporrà in futuro? Assolutamente tutti i Natali.